Il presidente della regione Schifani presenta alla giunta: finalmente si parte compatti, coesi, con la volontà di fare in modo che alcune cose possano cambiare nella macchina regionale. Ci aspettano grandissime emergenze da affrontare con estrema urgenza, da far tremare i polsi. Lo ha detto il presidente della regione siciliana. Il Presidente ha elencato le priorità che segneranno l'agenda del governo fin dai prossimi giorni: la parifica del bilancio 2020 con le contestazioni della Corte dei Conti, in cui la Regione sta predisponendo un'articolatissima difesa, il rendiconto generale 2021 con conseguente parifica, l'esercizio finanziario del 2022 con il relativo rendiconto, la nuova legge di stabilità per il 2023, il bilancio 2023-2025, la definizione e il completamento degli interventi a valere sul PNRR, il completamento degli obiettivi previsti dai programmi comunitari, la cui chiusura è fissata per il 31 dicembre 2023, l'avvio degli interventi della nuova programmazione nel quinquennio 2021-2027, la definizione di forme di aiuti per le famiglie e le imprese, la riorganizzazione delle amministrazioni regionali e l'apertura dei tavoli di confronto con il governo nazionale su questioni di particolare rilevanza per la regione siciliana, tra cui la crisi del caso Lukoil, l'autonomia differenziata, il ponte sullo stretto, la trattativa con la MEF per la chiusura di un precontenzioso che ci vede creditori di circa 600 milioni di euro per mancato incasso di accise relative alla sanità. Questa, ha continuato il governatore, deve essere una regione capace di attrarre gli investimenti. Cercheremo di approvare le norme finalizzate, sveltire e accelerare i processi decisionali. Sarà insomma una sfida, perché occorrerà intervenire sia sul piano legislativo ma anche su quello della burocrazia, che lo rispetto. Ho istituito un comitato per vigilare sulla situazione del PNRR. Lavoreremo anche sul controllo dei flussi finanziari e costituito un organo ristretto e autorevole, composto da persone di altissimo profilo istituzionale, per verificare eventuali anomalie e scongiurare ogni rischio di aggressione della criminalità organizzata. Perché ho voluto sottolineare, continua il presidente Schifani, la mafia non è né di destra né di sinistra, ma ruota soltanto a tutelare i propri interessi. Sono impegnato, aggiunto, a dare il massimo in questa avventura presidenziale, al quale sono stato chiamato dai partiti, dal centrodestra, per garantire l'unità della coalizione, ma nella mia azione di governo, in quella politica e di coordinamento, ho scelto persone di livello che hanno esperienza e che daranno il massimo. Riferendosi alla composizione della giunta, interverremo anche sulla rotazione dei direttori generali nella logica del rafforzamento dell'efficienza e il suo raggiungimento. Mi metto a disposizione della mia terra, ha concluso il presidente Schifani, per assicurare ai siciliani un vero cambiamento che si traduca in una maggiore efficienza amministrativa, crescita del PIL, attrazione di investimenti, aumento dei posti di lavoro, che porti i giovani non a lasciare la propria terra. Garantiremo il massimo contrasto alla criminalità organizzata con un'azione di governo rigorosa anche nei confronti dei reati contro la pubblica amministrazione.